Giornata storica per il CONI Veneto in occasione della cerimonia di consegna dei Leoni d'Argento agli oltre 100 atleti olimpici veneti nello splendido scenario del Teatro Comunale di Vicenza per i 100 anni del CONI. Un evento che ha unito la storia delle medaglie olimpiche e paralimpiche venete anche attraverso un libro, Gli eroi veneti delle Olimpiadi, scritto dal giornalista Alberto Zuccato. Teatro Comunale di Vicenza, zeppo di campioni, autorità sportive, istituzionali e di appassionati di ogni disciplina sportiva. A Vicenza è arrivato il presidente del CONI nazionale Giovanni Malagò, assieme al presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, ideatore della Kermesse. Con loro anche il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Vicenza Achille Variati e l'assessore allo sport Umberto Nicolai. Qui c'è una storia, c'è un elenco di atleti olimpici e paralimpici impressionante, multidisciplinare, c'è anche, devo dire la verità, c'è molta cultura sportiva, almeno ce n'è di più che il resto del paese. Anche qui ci sono, diciamo, dei bei problemi, però indubbiamente è una regione a cui mi sento di dire che il paese deve essere grato per quello che ha fatto per lo sport italiano, e non solo per lo sport, ma io di quello mi devo occupare. Oltre 100 Leoni d'Argento, una giornata storica. Ma io credo che era giusto che dessimo un segnale in un anno molto importante per lo sport, perché ricordo nel 1914 è nato il CONI e siamo nel 2014, che in questi 100 anni di storia il Veneto ha dato tantissimi campioni, ma questi sono il finale di una piramide. La base è formata da 13.000 società, da 300.000 volontari che si impegnano a portare avanti il grande progetto dello sport per tutti. Ma uno sport che è fatto di divertimento, ma che vuol far crescere i nostri ragazzi con la cultura sportiva e quindi con l'associazionismo, col divertimento anche, ma anche col sacrificio, con l'impegno, per dire che lo sport è una materia molto importante e che dobbiamo anche portarla avanti attraverso manifestazioni anche come questa sera. Devo anche dire che questa serata ha avuto l'occasione di avere come ospite d'onore il governatore della regione Veneto, Zaia, che voglio ringraziarlo perché con la sua presenza ha dato un punto di riferimento dello sport, per quello sport che è molto importante nella nostra regione, che porta avanti turismo, porta avanti economia, porta avanti salute e benessere dei giovani e dei meno giovani. A Vicenza per i 100 anni del CONI c'era anche Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Paralimpico, Roberto Fabriccini, segretario nazionale del CONI e Franco Chimenti, presidente di CONI Servizi, per la consegna di Leoni d'Argento agli atleti, partendo dai Paralimpici, il tutto con la regia di Luca Gineto di Rai 3. Il Veneto rappresentato con 107 medaglie, prima regione d'Italia davanti al presidente Malagò. Diciamo che è il nostro tesoro, questa foresta che cresce, che noi dobbiamo riconoscere e ringraziare per il tanto bene che fa il Veneto. Ringraziamo anche assieme agli atleti tutte le associazioni sportive, tutti coloro che lavorano nel volontariato per fare crescere questi vivai di ragazzini, all'interno dei quali ogni tanto ne viene fuori un grande campione. Ma che giornata è oggi? È una giornata di festa e di onore per il popolo veneto, perché i 5 milioni di veneti per mio tramite portano i ringraziamenti a questi grandi atleti. A Malagò che messaggio possiamo lanciare? Ma noi siamo amici di Malagò, abbiamo un buon rapporto con Malagò, con il presidente Bardelle e il presidente Veneto, e della volontà di continuare con le nostre attività, con le nostre candidature. Ricordiamolo, abbiamo il mondiale di sci, Vicenza nel 2020, ma anche, ricordiamolo fino in fondo, che con il ciclismo noi cerchiamo sempre di guadagnare spazio, non ultimo il nostro Giro d'Italia di quest'anno con 4 tappe in Veneto, e anche qui Vicenza ancora una volta premiata. A conclusione della settimana di sport al Teatro Olimpico si è svolto il forum Sport e Scuola, ovvero una tappa del lungo e articolato progetto Il ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale, un percorso avviato nel dicembre del 2012 dal CONI regionale Veneto assieme alla Regione con la supervisione della Scuola regionale dello sport Veneto, forum che con la splendida mostra delle maglie azzurre alla Basilica Palladiana ha concluso i festeggiamenti per i 100 anni del CONI.